Benvenuti in un nuovo video del canale Fox AGS. Per chi è nuovo di questo canale e ben ritrovati per chi già è iscritto. Oggi tornerò a fare un video di calcio e per la prima volta parlerò di qualcosa inerente al calcio italiano. In particolare ho deciso di parlare del calendario del Napoli, visto che ieri sono stati sorteggiati i calendari, e commenteremo un poco l'eventuale percorso del Napoli. Premetto che in un campionato a girone unico, in un modo o in un altro, tutte le squadre si devono incontrare prima o dopo tutte quante. Però, secondo me, è anche importante l'ordine con cui si incontrano le squadre, ma soprattutto è importante che quando si incontra ogni squadra bisogna incontrarla nel miglior periodo di forma. Allora, il Napoli esordisce in campionato a Firenze il 25 o il 24 agosto, perché potrebbe esserci un anticipo. Diciamo che queste sono le date, sono sempre stabilite la domenica, però potrebbe esserci un anticipo il sabato o addirittura anche il venerdì a causa della Champions League, o per esempio potrebbe esserci un posticipo il lunedì. L'orario è indicativamente alle 15, ma si può giocare a qualsiasi orario, dato che c'è il campionato spezzatino. Io francamente sarei per le partite giocate tutte in contemporanea, tutte la domenica, senza anticipi e né posticipi, ma purtroppo si fa così da parecchi anni e non lo ritengo un fatto positivo, perché poi alla fine ci sta chi gioca molte volte conoscendo già il risultato degli avversari, e questo a Napoli per esempio succede spesso di giocare prima e i nostri avversari che hanno giocato dopo. Allora diciamo che il 25, indicativamente il 25 agosto, prima partita a Firenze, la seconda la domenica successiva, il 1° settembre, a Torino con la Juventus. 2 trasferte consecutive le prime 2 giornate, perché si stanno ultimando i lavori per riqualificare San Paolo, e io penso che questo inizio di campionato sia un inizio di campionato molto ma molto difficile per il Napoli. Poi ci sta una sosta di 2 settimane e si riprende il 15 settembre, e c'è il 15 settembre l'esordio a San Paolo del Napoli contro la Sampdoria. Poi il Napoli alla 4ª giornata giocherà a Lecce il 22 settembre, successivamente 2 partite consecutive in casa. Il 25 settembre deve essere di mercoledì e il 29 settembre di domenica, prima col Cagliari e poi con l'Eopromosso Brescia. Penso che questi siano 2 incontri alla portata del Napoli, come anche quello prima con Lecce, mentre i primi 2 incontri sono un poco proibitivi, non proprio proibitivi, ma comunque molto difficili, insomma una via in salita. 7ª giornata si va a Torino, sfonda Granata, e questo è il 6 ottobre, ancora una sosta di 15 giorni e si riprende a San Paolo con Napoli-Verona il 20 ottobre. Alla 10ª giornata, alla 9ª giornata, il Napoli va a Ferrara contro la Spal 27, e poi il 3 novembre il Napoli ospita alla 10ª giornata l'Atalanta. 11ª giornata, trasferta a Roma il 3 novembre, l'Atalanta il 30 ottobre, la Roma il 3 novembre, per cui 2 partite, praticamente 3 partite in una settimana, un altro turno infrasettimanale. Si va a Roma il 3 novembre, poi il Napoli ospita la 12ª il Genoa il 10 novembre, qua un'altra sosta, altri 15 giorni, per poi andare a Milano col Milan il 24 novembre. 1° dicembre il Napoli ospita il Bologna, l'8 dicembre l'Immacolata, il Napoli va a Udine, sempre diciamo è orientativo, e domenica potrebbe anche anticipare, per esempio il sabato va a Udine.
Poi 16ª giornata, 15 dicembre, il Napoli ospita il Parma. 17ª giornata, il 22 dicembre, allora Napoli 15 dicembre, Udinese 8 dicembre, Napoli-Parma 15 dicembre, Sassuolo-Napoli 22 dicembre, 17ª giornata. Poi c'è la sosta natalizia e Napoli alla penultima giornata ospita l'Inter il 5 gennaio e chiude il girone di andata il 12 gennaio andando a Roma contro la Lazio. Bene, interessante già vedere il calendario a questo punto, tutte le squadre più forti, eccetto l'Inter, tutte in trasferta nel girone di andata. Fiorentina, Juventus, le due trasferte a Roma e logicamente 2 trasferte a Torino, c'è anche il Torino, e poi insomma veramente un girone di andata molto difficile per il Napoli. Il numero di partite che il Napoli gioca in trasferta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trasferte nel girone di andata, oltre ad avere tutte le trasferte, tutte le squadre più difficili in trasferta, anche 10 partite in trasferta. Il sorteggio non è la prima volta negli ultimi anni che succede questo al Napoli, ho notato che succede tutti gli anni che il Napoli ha un girone di andata con tutte le squadre forti in trasferta. È vero che le avrà il girone di ritorno, però il girone di ritorno avrà invece in trasferta le squadre che lottano per non retrocedere, che non è un vantaggio, perché nel girone di ritorno le squadre che lottano per non retrocedere arriveranno accanitissime perché avranno bisogno proprio di punti. Nel girone di andata ancora c'è la speranza di recuperare, ma nel girone di ritorno saranno accanitissime, e avere alle ultime giornate squadre che lottano per non retrocedere, cioè ad esempio il Parma in trasferta, avere il Bologna in trasferta, avere il Genoa in trasferta, e sicuramente non è proprio vantaggioso. Il Napoli chiuderà il campionato in casa contro la Lazio. Allora vediamo un po' quelle partite del giro di ritorno in quanto cadono. Allora, il ritorno con la Fiorentina è il 19 gennaio, il ritorno a Napoli contro la Juventus il 26 gennaio, sempre date indicative. Poi il 2 febbraio si va a Genova, sponda blucerchiata, mentre abbiamo ospitato le 2 genovesi all'andata, andremo tutte e 2 volte al ritorno a Genova. Poi 9 febbraio si ospita a Lecce, 2 trasferte consecutive il 16 e 23 febbraio contro Cagliari e Brescia. 1 marzo c'è la partita che si ospita il Torino, l'8 marzo si va a Verona, 15 marzo si ospita la SPAL, 22 marzo a Bergamo contro l'Atalanta, partita molto difficile, sempre stata tradizionalmente difficile. Il 5 aprile il Napoli ospita la Roma, l'11 aprile va per la seconda volta a Genova, stavolta a sponda rossoblù. Poi il 19 aprile ospita il Milan, il 22 aprile il Napoli va a Bologna, partita sarà difficile perché questa è una delle squadre che lotta per non retrocedere, per cui sarà una partita difficile. Il 26 aprile, qua turno infrasettimanale, 22-26 aprile, il Napoli ospita l'Udinese. Il 3 maggio il Napoli va a Parma, ancora un'altra partita difficile. Il 10 maggio il Napoli ospita il Sassuolo. Il Sassuolo è sempre stata una squadra che certe volte ci ha dato più problemi a Napoli che non a Reggio Emilia. Infine il Napoli l'ultima trasferta, la penultima giornata, la fa a Milano con l'Inter, e penso che questa è l'unica partita delle squadre forti che incontreremo in trasferta nel girone di ritorno, ma prendiamo una delle squadre maggiormente favorite. Se Napoli dovesse essere in lotta per lo scudetto con l'Inter, penso che questo fatto svantaggerebbe gli azzurri notevolmente.
di giocare la penultima a San Siro. E infine il campionato il 24 maggio, 17 maggio a San Siro, potrebbe essere anche il 16, poi infine il campionato si chiude il 24 maggio ospitando la Lazio. Un precedente mi ricordo a fine aprile del 1990, il campionato del Napoli si chiuse con un Napoli-Lazio, gol di Baroni, che fruttò al Napoli il secondo e ultimo scudetto. Io penso che il Napoli realisticamente ha più possibilità di vincere la Champions League che lo scudetto, e noi secondo me dovremmo puntare ad andare più avanti possibile in Champions League, e penso che un campionato così lungo, che addirittura finisce il 24 maggio, quando la finale di Champions League sarà a fine maggio sicuramente, sarà il 30 maggio probabilmente, penso che a 6 giorni da un'eventuale finale che potrebbe fare il Napoli, io penso che secondo me sarebbe anche un notevole fastidio un campionato così. Io vorrei dire una cosa, che secondo me il campionato di calcio italiano dovrebbe essere a 16 squadre e non più a 20. Io penso che la favorita del campionato rimane la Juventus. Gli altri anni ho pronosticato sempre l'Inter come maggiore favorita, invece quest'anno metto la Juve come maggiore favorita allo scudetto e dietro metto l'Inter. Il Napoli speriamo che possa riuscire ad arrivare terzo o quarto e qualificarsi ancora una volta in Champions League, ma il Napoli deve puntare secondo me alla Champions League, perché il Napoli è stato per 6 secoli la città di Napoli capitale europea e deve puntare a tornare capitale europea anche nel calcio. Questo è tutto per il commento del calendario e del cammino del Napoli nel prossimo campionato 2019-2020. Volevo ricordarvi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche se non l'avete già fatto, e ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito, soprattutto i fedelissimi che mi seguono da parecchio tempo e sono iscritti al canale, e anche voi che vi iscriverete presto. E ci vediamo in un prossimo video.